Unione Mare Veneto è riuscita a fare squadra coinvolgendo tutte le delegazioni della costa, abbiamo ottenuto questo ottimo risultato di cui siamo orgogliosi. L'interlocuzione tra le varie regioni e il governo centrale ha portato a questa luce verde e quindi alla possibilità di iniziare gli interventi di allestimento che sono in corso su tutta la costa veneta. Contiamo di poter aprire le nostre spiagge al più presto, credo che i primi stabilimenti, i primi campeggi saranno aperti già per il prossimo weekend, quello della fine di maggio. La grande macchina del turismo del Veneto si è finalmente messa in moto, in primis per poter dare quelle risposte occupazionali alle migliaia di persone che sono impiegate in questo comparto. Chi è più avanti e più indietro tra le varie località? Ma ogni località ha le sue specificità, c'è qualcuno che è potuto partire con qualche giorno di anticipo, ma insomma non è questo quello che conta in questo momento. Lasciamo qualsiasi tipo di polemica alle spalle, quello che è importante è che la stagione possa partire presto per tutti. In questo momento tutte le località sono al lavoro e quindi le spiagge sono in fase di allestimento in tutte e 10 le splendide località della costa veneta. Abbiamo veramente tanta voglia di partire, tanta voglia di mare, tanta voglia di poter lavorare. Che differenza soprattutto porta questa sistemazione degli ombrelloni o altre cose? Tutti sono in grado di rispettarlo? Da questo punto di vista il Veneto era già un passo avanti, noi avevamo già degli spazi generosi e quindi l'accordo tra le regioni tarato sui 10 metri quadri era un requisito che da noi era già presente. In Veneto abbiamo lavorato in queste settimane per cercare di tradurre in maggiore qualità, in un aumento del livello dei servizi, le imposizioni che sono arrivate dalle istituzioni. Questo vorrà dire che le nostre spiagge saranno ancora più belle, ancora più accoglienti. Abbiamo ridisegnato un nuovo concept aumentando innanzitutto gli spazi, quindi maggiore vivibilità tra le strutture, maggiori servizi, mantenendo inalterati i prezzi del 2019 e potenziando quei servizi come la prenotazione online, la vendita online che erano già presenti nelle nostre spiagge ma che sono stati ulteriormente implementati da una parte per evitare la possibilità di assembramenti, dall'altra parte per consentire ad esempio la possibilità di consegnare direttamente on site sotto l'ombrellone cibi e bevande da poter consumare comodamente senza doversi spostare. A questo va aggiunto il grande tema della sanificazione. Era già molto alto il livello di attenzione nella pulizia e nel servizio che dà sempre il nostro biglietto da visita, le strutture verranno sanificate ad ogni utilizzo. Questo significa che tutti gli ospiti che verranno sulla costa veneta potranno trascorrere la loro giornata al mare veramente all'insegna della sicurezza.